Il quartiere agrigentino di Fontanelle vuole cambiare volto, bisogna però passare dalle parole ai fatti. Più che di rigenerazione si è parlato di riqualificazione urbana. Fontanelle per una sera è stata al centro delle attenzioni da parte degli ordini professionali provinciali. Dagli architetti agli ingegneri alle associazioni che sul tema scelto hanno l'esperienza per poter discutere. Lo ha fatto l'associazione QFU che con la presidente Giussi Facciponte ha raccontato come un piccolo paese, Castrofilippo, può subire delle piacevoli trasformazioni che aiutano a vivere meglio. Basta poco, infatti, fatto con criterio per ridare dignità ai luoghi. È successo a Castrofilippo grazie ai giovani di QFU e potrebbe accadere anche a Fontanelle, basta volerlo. Ieri sera l'importanza dell'evento è stata dimostrata dalla presenza di Rino Lamendola nella sua doppia veste di capo del Genio Civile di Agrigento e vicepresidente del Consiglio Nazionale Architetti, e poi Alfonso Cimino, presidente dell'Ordine degli Architetti, Epifanio Bellini, vicepresidente dell'Ordine degli Ingegneri. Il sindaco ha elogiato i giovani del comitato per la voglia di aiutare il quartiere ad uscire dal degrado. È chiaro, o almeno dovrebbe esserlo, che l'amministrazione comunale deve però cominciare a guardare con occhi attenti ai problemi di uno dei più grandi quartieri di Agrigento. Gli spazi antistanti la parrocchia di San Nicola sono diventati luoghi dignitosi che fanno onore a chi li ha creati, ma non bisogna certo scordare, e vorremmo ricordarlo proprio al sindaco, che la piazzetta dove è stato allestito il parco giochi ha rappresentato per un certo periodo una vergogna assoluta, con il centro raccolta dei rifiuti autorizzato proprio dal comune. Come dire, quel luogo si è riscattato dalla mortificazione subita a cuor leggero. Un esempio di come riguardo Fontanelle si è amministrato finora. Acqua passata, si dirà, forse è vero. Chissà che non sia davvero giunto il momento di voltare pagina. Ripartire da Fontanelle con l'impegno degli ordini professionali. Sì, diciamo che il quartiere di Fontanelle cerca la propria identità sin dalla sua nascita, al fine di superare un po' i limiti di un quartiere che è nato come un quartiere dormitorio e che ha a lungo sofferto di una disaffezione cronica dei cittadini agrigentini che notoriamente, forse anche geneticamente, preferiscono vivere il versante meridionale della città dei templi, quello prospiciente il mare. È chiaro che però questo processo di riqualificazione ha bisogno del nostro aiuto. Il nostro aiuto, mi riferisco agli addetti ai lavori, quindi comune, istituzioni competenti nella gestione del territorio, professionisti, ordini professionali. Tutti noi ci dobbiamo impegnare perché vengano adottate nuove politiche di pianificazione territoriale che possano ricucire Fontanelle al tessuto urbano della città. Cosa suggeriscono gli architetti per rendere Fontanelle vivibile? Devo dire che questa è una bellissima iniziativa, stasera ritrovarsi in un quartiere che è frutto, lo dobbiamo dire, non ci dobbiamo nascondere dietro un dito, frutto di una malpianificazione urbanistica della città di Agrigento, di aver disgregato il centro di Agrigento su quartieri satelliti, che oggi anziché parlare di rigenerazione io direi che forse è meglio dobbiamo parlare di riqualificazione. Ci vogliono dei progetti che possano far riportare Fontanelle al centro della città, che Fontanelle sia collegata anche con il resto di questa Agrigento che è così ampia sotto il profilo urbanistico, ma che comunque l'abitante Fontanelle molto spesso non si sente abitante di Agrigento o abitante della Valle o abitante di San Leone o del villaggio Mosè. Allora è opportuno oggi infrastrutturalmente collegarle meglio, ma soprattutto dare vita a questo quartiere, dare vita con delle forme di aggregazione sociale e con delle attività di nicchia che possano dare la possibilità anche a chi è fuori di Fontanelle, di Agrigento, di venire in questo quartiere, che non debba
essere solo un quartiere dormitorio. La proposta degli ingegneri qual è per rigenerare Fontanelle? Allora, non esiste in sé una proposta che valga per tutti i luoghi, quindi un livello di astrazione non c'è, ci sono dei punti cardine. Direi che paradossalmente è più importante la volontà della comunità locale in un processo pieno di rigenerazione urbana e non l'infrastruttura, al punto che forse c'è una proporzionalità inversa tra qual è l'entità dell'investimento pubblico e la volontà della comunità locale. Più forte la comunità locale nei suoi desideri, nel suo avere una visione dei luoghi in cui vivono e abitano, e minore può essere di converso l'intervento del lato pubblico. Quella che deve essere la nostra risposta non è altro che la partecipazione della gente, ridare e far rivivere degli spazi urbani agli abitanti, a chi ne può fruire, ai ragazzi che fanno sport, ai ragazzi che invece di stare a casa vivono insieme agli altri coetanei, condividono le esperienze, condividono le avventure. Noi vogliamo dare questa possibilità al quartiere. Allora Sindaco, Fontanelle vuole cambiare volto, questa sera un convegno interessante con gli ordini professionali, il Comune chiaramente farà la sua parte finalmente o no? Il Comune fa la sua parte, ha fatto la sua parte. In un tempo come quello che noi attraversiamo, il senso di un'iniziativa come questa è fare in modo che chi questi spazi li occupa diventa il soggetto poi attatore di percorsi rigenerativi. Stasera il tema è la rigenerazione urbana e non c'è rigenerazione urbana che tenga se non c'è un forte attivismo da parte dei cittadini che abitano una comunità. Cioè tutti i percorsi di rigenerazione urbana non possono che essere passare dal basso, finanche quando realizzi importanti investimenti di tipo pubblico, se non sono investimenti che passano attraverso quella che si dice l'urbanistica democratica, cioè i cittadini che si confrontano e ragionano con chi progetta, non si va da nessuna parte. Ma vorrei dire che in questo senso Agrigento sta facendo scuola, perché Piazza del Vespro per esempio a Villaggio Mosè, che è un'altra parte periferica della città, dove si realizza la nuova piazza rigenerata, quella in quell'occasione con finanziamento pubblico, è passata da un processo di urbanistica partecipata, cioè incontri con i cittadini che hanno cambiato il progetto è stato finanziato, andrà in gara e quindi abiteranno uno spazio che hanno partecipato a progettare.